Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo in diretta un po' in anticipo rispetto al nostro consueto orario. Il motivo è presto detto. È stata convocata nella serata di ieri un'importante conferenza stampa del presidente della regione Luca Zaia da Palazzo Balbi. Quindi oggi non saremo in diretta dalla sede della Protezione Civile di Marghera come accadeva fino a qualche giorno fa. Saremo in diretta da Palazzo Balbi, sede del governo regionale del Veneto, a partire dalle 11:30-35, quindi fra pochissimo noi daremo la linea ai nostri giornalisti, ai nostri operatori. Abbiamo Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio che sono già sul posto, tempo di accendere le telecamere, i microfoni e inizierà la conferenza stampa di Zaia. Noi comunque seguiamo anche i social del Presidente, poi naturalmente questa nostra diretta sarà pubblicata anche sulla nostra pagina Facebook per capire quali saranno i temi di giornata di cui parlerà Luca Zaia. Naturalmente si parlerà di emergenza coronavirus, naturalmente si parlerà anche di politica, perché sappiamo che sono finiti, ci pare di vedere che siano finiti gli spogli di tutte i comuni che andavano al voto per il rinnovo del sindaco del Consiglio Comunale. Ci sono importanti novità che arrivano dal Veneto, tante conferme, ma come dicevamo alcune importanti novità che vedremo nel corso della nostra informazione questa mattina. Abbiamo in ballo parecchi collegamenti con i nostri giornalisti dal campo, con i nostri colleghi padovani, vicentini. Sappiamo Vicenza aveva parecchi comuni cosiddetti minori, ma solamente minori dal punto di vista demografico, quindi della popolazione. Comuni importanti invece per quanto concerne la provincia di Treviso, il Padovano, ad esempio, basti parlare di Cittadella, ma Conegliano per quanto riguarda il Trevisano, ci pare anche Villorba. Adesso non abbiamo qui davanti lo schema che entrerà in diretta con noi fra pochissimo, perché prima sentiamo le dichiarazioni di Zaia, poi andiamo a parlare di elezioni. C'è anche tantissima cronaca nella giornata odierna, perché come sempre la cronaca non si ferma mai. Torniamo a parlare anche di manifestazioni, iniziative, si torna a vivere il Veneto. Lo abbiamo visto domenica nella nostra diretta in edizione straordinaria, ha voglia di ripartire. Per chi non dovesse essere stato davanti alla televisione domenica mattina, nonostante i tantissimi contatti, il volume di contatti che abbiamo raggiunto, insomma è normale che tanti siano andati al mare o in montagna. Un piccolo riassunto: domenica abbiamo fatto una diretta qui su Rete Veneta, canale 18, dal Ponte Vecchio di Bassano, che Zaia e le altre autorità hanno chiesto si chiami d'ora in poi Ponte degli Alpini in modo definitivo e ufficiale. Sarà un po' difficile fare questo cambio di nomenclatura, possiamo dire, però vabbè, ci abitueremo anche a questo. Insomma, eravamo sul ponte per l'inaugurazione, il taglio del nastro, i discorsi delle autorità, ma soprattutto c'era il centenario della sezione ANA di Bassano del Grappa, sezione dell'Associazione Nazionale Alpini Monte Grappa. La Monte Grappa, una delle più prestigiose, celebri, conosciute in tutta Italia. I 100 anni sono scattati l'anno scorso. Con quello che è successo è plausibile che qualche compleanno, qualche festeggiamento venga un po' spostato in avanti, e noi c'eravamo e abbiamo visto tanta voglia di ripartire. Oltre a questa lunga storia d'amore fra gli alpini e Bassano, che ormai il ponte porta da tanti anni il loro nome, c'è la famosa statua del bacino d'amore, c'è tutta una frequentazione da parte delle penne nere di Bassano, che poi da Bassano al Monte Grappa e all'altopiano di 7 comuni è un attimo, quindi diciamo che Bassano diventa spesso una base operativa, logistica per le penne nere di tutta Italia che passano da queste parti, fanno un salto sul ponte, brindisi di rito, foto con i commilitoni o con le famiglie, e poi si parte per andare a vedere le montagne.
il paradigma di tutto quello che vi stiamo dicendo qui è che c'è tanta voglia di ripartire. Bassano riparte dal ponte, Bassano riparte dagli alpini, ogni città, ogni zona del Veneto riparte dalle proprie potenzialità, dalle proprie peculiarità. Venezia, abbiamo visto, riparte dal turismo, Padova riparte dal commercio, riparte dalle attività, riparte dalle manifestazioni. Vicenza riparte dalla cultura, perché è candidata anche a diventare capitale italiana della cultura per il 2024, dovrebbe essere, chiedo conferma ai nostri colleghi, se qualcuno è in ascolto, dovrebbe essere il 2024. La Marca Trevigiana a modo suo riparte un po' anche per motivi di calendario con la vendemmia, il prosecco, l'economia legata al vino. Tutto il Veneto riparte dalle proprie potenzialità, dalle proprie peculiarità, e noi siamo qui per raccontarvelo, per portare nelle vostre case questa ripartenza, questo modo di ricominciare. Adesso chiedo in regia, abbiamo Fabio Verin che ci segue come sempre in regia, se abbiamo novità dalla sede del governo regionale del Veneto, Palazzo Balbi, per quanto concerne le nostre... Non abbiamo ancora. Allora, cominciamo a dare un'occhiata finché non comincia la diretta di Zaia a quelle che sono le elezioni in Veneto. Questa è la pagina della prefettura, quindi i dati ufficiali, più ufficiali di così veramente non si può, di tutti i comuni al voto. Ci è venuta sotto mano quella della provincia di Padova, adesso magari la vediamo un po' meglio, un po' più in grande quando entriamo nelle varie sezioni, e per esempio andiamo a vedere gli scrutini. Uno dei comuni più importanti al voto in questo momento era Cittadella. Allora, Cittadella ci confermano che vediamo se è possibile aumentare un po'. Ecco qua la visualizzazione. Allora, per esempio, Cittadella è stato confermato Luca Pierobon. Noi avevamo i nostri giornalisti sul posto ieri sera, abbiamo anche oggi i nostri giornalisti per vedere che cosa sta succedendo poi in seguito allo spoglio, ai festeggiamenti. Luca Pierobon è stato confermato sindaco con 79,19%, percentuali davvero molto alte. Ha conquistato 13 seggi, quindi la sua maggioranza avrà 13 seggi. Paola Lolato, sfidante del sindaco uscente, ha guadagnato il 20,81% e avrà 2 seggi. Questo per esempio era Cittadella che con 17.522 elettori ha avuto 9.812 votanti, che per come è andata in Veneto con il crollo dell'afflusso alle urne non è neppure un brutto dato. 247 schede nulle, 68 schede bianche, che sono davvero pochissime, nessuna scheda contestata. Infatti si è fatto abbastanza in fretta a Cittadella, in tardo pomeriggio era ormai chiaro chi avrebbe vinto. Vedete le 18 sezioni, quindi per esempio a Cittadella questi sono i dati. Usciamo da questa grafica per andare a dare un'occhiata se per caso si muove qualcosa nella sede di Palazzo Balbi. Noi approfittiamo, intanto vi facciamo vedere il Presidente, poi arriviamo anche con le nostre telecamere. Dovrei avere i dati, li ho appena visti, eccoli qua. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, inizierei con il bollettino. Tamponi molecolari e tamponi, adesso fra l'altro mediamente se riusciamo un paio di refresh alla settimana, quindi di aggiornamenti alla settimana rispetto alla situazione del contagio che è in assoluta remissione, li facciamo perché vedo che molti cittadini ci chiedono, ci scrivono di poter essere aggiornati, di continuare quantomeno ad avere un minimo di informazione, e penso sia doveroso mantenere anche questo contatto. Quindi sono 6.766 792 tamponi molecolari e 7.534.775 e
e 6.766.000, ma Crozza non è così bravo come me che si ricorda i dati a memoria, 7,92. Quindi in totale sono 14.301.567 tamponi. Ecco, io penso che sia già evidente che la campagna di tamponi che ha fatto il Veneto è una campagna massiccia, perché se pensate in 20 mesi ne abbiamo fatto 14 milioni di tamponi, vuol dire che abbiamo viaggiato più o meno a 700.000 tamponi il mese. 7 per 2 è 14, giusto? Filippo, 7 per 2 è 14. Vabbè che hai fatto filosofia, ma questi conti dovresti saperli fare. Anche a storia, beh no. Sì, storia, bravo. Positivi nelle ultime 24 ore, 363. Ecco qui il primo dato, questi 363 con 52.791 tamponi. Vedete, l'incidenza continua ad abbassarsi e siamo a 0,69 di incidenza, cioè vuol dire la percentuale di positivi sui 52.791 tamponi. Positivi ad oggi ovviamente è in calo, 10.136 persone isolate, sono quelle quarantenate che ovviamente debbono ancora trovare la libertà, diciamo, di movimento, visto e considerato che rientravano tra i positivi. Numero dei positivi totale. Il Veneto ha una contabilità certa, con i 14 milioni di tamponi, di 470.839 persone che ufficialmente tramite tampone hanno verificato la loro positività. Ricoverati di oggi, e il numero vedete che sta calando, 253. Vi ricordate una settimana fa eravamo sopra i 300? Quindi mediamente è da una decina di giorni che abbiamo un trend di calo nei ricoverati. E se ci pensate, quello che era, diciamo, la grande preoccupazione della variante Delta, della variante indiana, chiamatela come volete, in arrivo, le notizie che avevamo in arrivo dalla Gran Bretagna che ci dicevano che comunque sarebbe stata una grande turbolenza in volo, da noi oggettivamente la gestione, la fortuna, il fatto e quello che è accaduto ci porta a dire, insomma, che non abbiamo mai superato le 350-360 persone ricoverate. Ovvio è che la differenza l'hanno fatta i vaccini su questa partita, perché il virus c'è ancora, perché vedete mediamente 350-400 persone positive al giorno ce le abbiamo, ma avere un'ospedalizzazione che comunque è molto contenuta da una dimensione. Quindi 253 ricoverati con 16 dimissioni. I 253 sono così suddivisi: 199 in area non critica, meno 16, anche qui vi voglio fare una piccola considerazione. Allora, vediamo che sono diminuiti i ricoveri, abbiamo detto, una decina di giorni, però se osservate sono aumentate di un po' le terapie intensive. Una settimana fa, quando ci siamo incontrati, erano 50. E l'altro dato ci dice che qui abbiamo circa il 66% di persone non vaccinate, quindi c'è un 40% scarso di vaccinati che entra, ma non è così grave da finire in terapia intensiva, ma viene dimesso. Invece quelli che vanno in terapia intensiva, l'80% è non vaccinato. Questa è la prova provata del fatto che comunque la campagna vaccinale ha dato i suoi effetti. A queste 54 persone vanno aggiunti 344 pazienti che sono le terapie intensive non Covid. Quindi sono sostanzialmente l'attività ospedaliera che è ripresa. Fra l'altro magari al prossimo incontro assieme all'assessore Lanzarin porteremo anche l'aggiornamento su quello che sono il recupero delle liste d'attesa, le 500.000 prestazioni. Siccome stiamo comprando un sacco di prestazioni anche all'esterno in maniera tale da fare in modo di tornare a regime con le prestazioni, vi diamo anche un aggiornamento. Però 344 vuol dire che l'attività chirurgica procede a sprombattuto, vuol dire insomma che ci occupiamo di sanità. Vi ricordo che questo dato era bassissimo in periodo di Covid, soprattutto nella prima fase, perché eravamo ridotti all'osso, cioè ci occupavamo solo di casi estremi, ma di certo non programmavamo operazioni chirurgiche, anche se abbiamo sempre continuato a praticare i trapianti,
però avevamo questo dato, siamo arrivati anche a 180 terapie intensive attivate non Covid. Totale dei decessi 11.780 più 2, dimessi 23.000. Io so che sono ossessivo, però ve lo torno a dire sto dato, se lo trovo, eccolo qua. Positivi noti con 14 milioni di tamponi 470.000, dimessi dall'ospedale 23.000. Non ci vuole un laureato in matematica per fare 470 meno 23. Quindi veramente sono la stragrande maggioranza delle persone si sono sostanzialmente curate a casa, perché solo questi sono andati in ospedale, il resto a casa. Sono 447.000, se non sbaglio il conto. 470 meno 23.000 sono più o meno 447.000 persone che si sono curate a casa. Lo dico perché anche il tema delle cure domiciliari passa attraverso questi dati. Non può passare l'idea che in Veneto il Covid è stato un problema perché non si facevano le cure domiciliari. Questo è merito dei molti medici di base, delle USCA, del vicino di casa in alcuni casi, dell'amico che magari consigliava la terapia che aveva assunto poc'anzi per la stessa patologia del Covid. Insomma, c'è stato un po' di tutto, però diciamo che la sanità c'è stata e a casa, insomma, 447.000 veneti su 470.000 si sono curati a casa, non hanno bisogno di aver visto l'ospedale. Tra l'altro ricordo anche che noi siamo stati una delle pochissime regioni che ha portato anche l'ossigenoterapia in casa. E quindi questo ci ha permesso anche di tenere una deospedalizzazione importante. Sui vaccini volevo dirvi questo, è un aggiornamento che mi è stato chiesto, vi diamo l'aggiornamento. Cioè, qua non c'è la praticità del tavolo della protezione civile. Intanto, in questo momento noi abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, abbiamo fatto, eccoli qua, 12.106 vaccini. Siamo, pensate, ormai quasi 7 milioni di dosi somministrate, sono esattamente 6.922.000. Stiamo galoppando verso i 7 milioni di dosi, quindi vuol dire che fra una settimana noi raggiungeremo la 7 milionesima dose inoculata. Numeri che se avessimo affrontato solo a tavolino prima del Covid ci avrebbero garantito un ricovero. Per follia, pure purtroppo siamo arrivati qua. Allora, vaccini. In questo momento noi abbiamo classi di età 12-19 anni, 66,7%. Quindi dai 12-19 anni, età scolastica, si è alzato dello 0,7%, quasi un punto, la vaccinazione dei nostri ragazzi a scuola. 20-29%, una grande performance che continuano a fare i ragazzi dai 20 ai 29, 80,2%. Scusate, 20-29 anni, 80%. Perché non c'è la signora del linguaggio dei segni? 40-49 anni, 77,1%. Quindi vedete che dai 49 anni in giù la categoria che si è vaccinata di più sono i 20-29. 50-59 anni, 83,6%. 60-69 anni, 88,8%. 70-79 anni, 82,6%. Cioè 92,6, scusate, ho detto 82, 92, perdonate. Maggiore, cioè sopra gli 80 anni, quindi gli over 80, 99,7.
La media regionale in questo momento è di un altro punto in più, è 82,8, siamo praticamente all'83% di veneti in età vaccinabile che si è fatto una dose, 2 dosi o ha la prenotazione. 2,8 siamo praticamente all'83% di veneti in età vaccinabile che si è fatto una dose, 2 dosi o ha la prenotazione. In questo momento abbiamo a disposizione 10.060.969 dosi, 1.060.969 dosi, che sostanzialmente sono rappresentate da Pfizer e Moderna, che è esattamente il vaccino che andiamo a inoculare. Io prima di passare la parola alle domande passerei la parola all'assessore Lanzarini, ricordandovi che EMA ha approvato di fatto la somministrazione della terza dose rispetto alla dose booster per i maggiorenni, e quindi immagino che ci saranno ulteriori indicazioni anche a livello nazionale. Noi stiamo vaccinando all'interno delle case di riposo con la terza dose, i fragili su chiamata, e poi è sempre la base volontaria, voglio ricordare e difendiamo fino in fondo il fatto della volontarietà, sono circa 72.000 i fragili, i sanitari, comincio a incontrare i sanitari che mi dicono che hanno fatto la terza dose, e poi cercheremo di capire quali saranno le opportunità che si daranno ai cittadini su base volontaria di accedere alla terza dose, visto e considerato che insomma, se a seguito dell'approvazione EMA c'è anche questa opportunità. Passo la parola all'assessore Lanzarini per un paio di comunicazioni al volo, prego. Ma allora completo i numeri del Presidente. Sulla terza dose abbiamo anche dei dati che sono scorporati. I fragili sono quelli sui 72.000 famosi, che erano il numero, insomma, che sono i soggetti che possono fare la terza fase, 10.866. Gli over 80 2.319 e i sanitari 1.301, quindi siamo già a circa 14.480 di terze dosi. Nelle case di riposo ad oggi, sulla popolazione che è quella dei 30.144 oggi residenti dentro le case di riposo, hanno già effettuato la terza dose 1.318, pari al 4,4%. Qui faccio una parentesi. È un po' più complicato perché sapete che bisogna raccogliere il consenso informato, molti anziani hanno l'amministratore di sostegno, comunque insomma bisogna, quindi è una procedura un po' lunghina, però insomma si sta andando verso questa direzione. L'altra, se volete, sulle case di riposo vi do anche il dato così si capisce anche la circolazione del virus. Oggi abbiamo 28 positivi in tutti i 30.000 ospiti insomma, delle case di riposo, quindi insomma, fortunatamente il virus insomma, non sta circolando all'interno di queste strutture, questo ci rassicura. Scuole a sentinella, che il Presidente chiedeva dei dati, siamo partiti in 27 istituti, perché anche qui sapete che dobbiamo raccogliere l'adesione, quindi perché è su base volontaria. Abbiamo già effettuato 5.500 tamponi molecolari salivari, ricordiamo che noi diamo il tampone, poi lo raccogliamo, quindi uno lo porta a casa, lo fa alla mattina prima di lavarsi i denti, prima della colazione, insomma, perché quindi il campione sia un campione completamente pulito, e ad oggi rispetto a questi 5.100 test fatti e refertati, quindi dopo la refertazione di laboratorio non è emerso nessun positivo, fortunatamente. Andremo a regime, io credo a brevissimo, perché voi sapete che noi il nostro piano prevede circa 11.000 test, quindi 11.000 campioni appunto all'interno dei vari istituti di tutte le province ogni 15 giorni. Grazie. Sì, ricordo, grazie intanto all'assessore, ricordo solo un altro aspetto. L'antinfluenzale avremo i vaccini da 1° di novembre, giusto? Il 2 di novembre inizia la campagna, noi avremo i vaccini dal 2 di novembre. E faremo in combinata, insomma, salvo controindicazioni, quindi ci sarà la possibilità di fare la terza dose e l'antinfluenzale, in particolar modo pensate alle case di riposo e gli over, no? E gli anziani che vogliono mettersi in sicurezza hanno questa opportunità. È tutto su base volontaria, non lo dico a quelli che sprecano il loro tempo a parlare. Andiamo
mandato ieri la circolare alle USL, la settimana prossima convoco il tavolo con gli MMG. Perfetto, quindi anche qui collaborazione con gli MMG. Volevo dire una roba, stiamo facendo un bel lavoro, vi presenteremo questo lavoro, non so se ce la facciamo questa settimana, ovvero l'impatto della vaccinazione letto rispetto al contagio. Cioè, sostanzialmente mutuando un modello in assenza di vaccinazione, cercando di capire col contagio di oggi o con le ondate di contagio in presenza di vaccinazione cosa sarebbe accaduto se non ci fosse stato il vaccino. Questo. In più vi aggiungo anche che ho chiesto, su una mia idea, che ci sia anche uno scenario selezione naturale. Perché siccome si sente sempre parlare del virus non è un problema, è un'influenza, è una passeggiata, ho detto proviamo a ipotizzare che ci fosse semplicemente niente lockdown, tutto aperto, non avessimo fatto nessuna misura e chi si ammalava e gli ospedali avessero ricevuto quelli che potevano ricevere, dopodiché avrebbero chiuso, eccetera. Proviamo a dare uno scenario, è di difficile costruzione perché dobbiamo recuperare molti dati, diciamo in un terreno vergine che è stato una finestra importante, che è quella dal 21 febbraio al lockdown, perché poi abbiamo drogato fondamentalmente i dati, no? Perché siamo intervenuti, quindi c'è un intervento esterno, anche per capire se riusciamo a ricostruire uno scenario senza che nessuno si fosse interessato della malattia. Qui sarebbe arrivato il paziente estremo in ospedale, l'avremmo curato con i farmaci che ci sarebbero stati dati e quindi capire cosa sarebbe accaduto in Veneto. Perché forse qualcuno ancora non gli è ben chiaro cosa è accaduto. Ho visto stamattina parte dell'intervista della signora che è uscita per fortuna dalla terapia intensiva, no? Se ne è parlato molto, no? C'è anche qualcuno che ha detto che ho visto la sua intervista, magari se diceva anche che se approfitto di dire che non l'abbiamo nascosta, visto che ho visto cartelli in giro, Zaia dica dove hanno nascosto sta signora e altre robe, magari se dice che non è stata nascosta in questo periodo, magari tranquillizza anche quelli che sollevavano i cartelli. Ecco, ho visto l'intervista che assolutamente, come si può dire, dà uno spaccato di cosa significhi, oltre che visivamente, visto che c'erano delle foto, dà anche uno spaccato di cosa significhi passare per la terapia intensiva qualche settimana. E sto parlando dell'insegnante, della signora insegnante di Mestre, mi sembra sia, no? Che la sorella, ho visto che la sorella l'ha sempre assistita in ospedale, che è la nostra collaboratrice, insomma, dell'ospedale dell'Angelo. E basta, e passerei la parola per le domande, prego. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Lei mi scuserà se non pongo una domanda direttamente pertinente con le questioni Covid, ma insomma c'è un'attualità politico-elettorale, come dire, sotto gli occhi di tutti. Le chiederei anzitutto una valutazione, una duplice valutazione dell'esito del voto nazionale e dell'esito del voto in Veneto, che mi pare abbiano avuto dei percorsi molto difformi, nel senso che a livello nazionale mi pare per il centrodestra e per la Lega è andata piuttosto male. In Veneto invece la Lega ha vinto un po' dappertutto. Poi mi riservo una seconda domanda su questo più pertinente. Magari anche più impertinente, chi lo sa. Vabbè, no, a parte le battute, perdonami. Allora, velocissimamente, io penso che intanto vadano ringraziate tutte le persone che hanno lavorato e i tanti ragazzi che partecipano a queste campagne elettorali, i sostenitori, i militanti. Un ringraziamento di cuore a tutti e ai candidati, i sindaci e coloro che si sono candidati a fare i consiglieri, cioè tanti alla prima esperienza, ho visto un sacco di ragazzi e questo è positivo. Veneto è innegabile che sia andata assolutamente non bene, benissimo, però non dobbiamo mai adagiarci sugli allori. Mi sembra di aver visto dati, non so, 21 sindaci nuovi, tutti gli uscenti confermati, dove abbiamo un ballottaggio, insomma, penso a Este piuttosto che a Conegliano, insomma, siamo assolutamente in ottima posizione, però vabbè, poi in mano agli elettori, gli elettori decideranno. Ma in generale, guardate, io ho visto un po' di commenti, vi dirò che ne ho visto spesso questi saliscendi, no? Chi era? Giambattista Vico, tu che sei un esperto di storia, parlavo dei corsi e ricorsi storici, no?
penso che si vada in questa direzione, ad esempio una direzione del ricorso storico, che noi non siamo stati mai grandi performatori nelle grandi città, cioè, sembra quasi una scoperta, no? Però se io guardassi con obiettività i dati, e io non faccio parte di quelli che parlano delle convergenze parallele, che vincono sempre anche quando perdono, no, ma io guardo i dati, penso che non avevamo sindaci uscenti, nelle grandi città non ce li avevamo. Se penso solo a Milano, adesso non vorrei dire cazzate, perché poi la memoria mi abbandona, però io ricordo un sindaco che fu Formentini della Lega, e poi ricordo un sindaco del centrodestra che fu la Moratti, e Albertini ci fu, no? Ma non erano della Lega entrambi. Non so se ho dimenticato qualcuno, mi scuso. Poi abbiamo avuto Pisapia, Beppe Sala, e insomma tutto quello che voi sapete. Quindi giochiamo 2 ballottaggi su 2 città che non avevamo, che è Roma, dove siamo addirittura in testa con il ballottaggio, abbiamo confermato, e Torino. C'è questa come si può dire, c'è un blocco di centrodestra che si conferma per valori assoluti. Pensate solo all'esempio di Conegliano: se sommassimo i voti dei 2 candidati di centrodestra avremmo stravinto il primo turno, non vinto, stravinto il primo turno. Ma è altrettanto vero che c'è un evidente travaso, ad esempio da Forza Italia, da Fratelli d'Italia in alcune realtà. Ma insomma è una storia che si è già vista. Detto questo, io direi di guardare in faccia la realtà e pensare che dobbiamo lavorare. Penso che Salvini ieri abbia fatto una considerazione corretta. Portare i candidati all'ultimo minuto non è una gran roba, a meno che tu non arrivi lì con la star, cioè, capito? Cioè, quando entrava Vareni all'ippodromo, cioè arrivava per ultimo, tanto vinceva la gara, non gli serviva a fare tante sgambature, cioè era Vareni. Quando tu devi andare a competere su situazioni, diciamo, toste, dove comunque hai dei sindaci uscenti che comunque il loro appeal ce l'hanno, e massicce, o peggio ancora in contesti nei quali comunque c'è un elettorato predisposto a, non puoi presentarti una settimana prima delle elezioni con il candidato. Dopodiché, se mi permetto di dire in punta di piedi, non conosco i candidati, quindi mai incontrati in vita mia, ma penso solo al dibattito che c'è stato su Milano. Penso che, insomma, se ti metti nei panni della signora Maria che guardava la TV su quello che stava accadendo, probabilmente ti dai anche tante spiegazioni. E penso, io mi ricordo di aver sentito una settimana fa che il candidato minacciava di dimettersi, non so se è vera sta roba, perché c'era un dibattito, cioè, capite che non è proprio sommama, come si dice in Veneto. Però insomma, adesso guardiamo avanti. Il Veneto sicuramente è andata bene, però io penso che ci sia la solidità, per quanto riguarda il mio partito, di un partito che c'è. Adesso vediamo, penso alla Calabria, dove comunque si porta a casa la regione e anche la città. Spero che questo rappresenti un'opportunità per i calabresi, perché sennò allora non avrebbe senso questo sforzo che è stato fatto. Ma soprattutto voglio ricordare che adesso abbiamo i ballottaggi sui quali confrontarsi, punto. Noi in Veneto e poi in giro per l'Italia chi avrà le proprie città di riferimento. Cioè, è noto che a Bologna il consenso del centro-sinistra è un consenso importante, è noto che a Milano il sindaco uscente è un sindaco che comunque ha un suo consenso. Era altresì noto che in Piemonte, a Torino ce la potevamo giocare, infatti ce la stiamo giocando, a Roma ce la stiamo giocando in maniera importante, a Napoli stendiamo un velo pietoso, siamo neanche riusciti a presentare la lista, e questo non ci permette di fare nessuna considerazione, punto. Non ho altro da aggiungere, sinceramente, io non mi occupo di ste robe. Ma lei non vede una Lega che va molto meglio rispetto a una Lega? Allora, ti dirò, queste domande, questi commenti li ho visti spesso nella storia, no? Ma la verità è che oggi
la gran cassa la fanno le grandi città, no? Se voi prendete tutti i giornali, tutti i quotidiani, i vostri quotidiani aprono con le tabelline delle grandi città, ma se voi andate a prendere tutte le grandi città in tutte le elezioni che sono accadute in questi ultimi 20 anni, vedrete sempre che noi siamo sempre comunque quelli che non è che abbiamo mai performato alla grande. Quando abbiamo avuto l'ultimo sindaco a Torino? Se riesco a dire mai. A Milano vi ho detto il nostro ultimo sindaco Lega è stato Formentini, stiamo parlando del 94, forse 93, di quegli anni lì, e Bologna non se ne parla, e così per altre città. Prego? Sì, Guazzalò che è centrodestra ma non della Lega, che è stato nel 2002, forse quegli anni lì. Prego. Se posso fare la seconda domanda. Alla luce di questi risultati, non tanto la leadership, ma la linea di Salvini può essere discussa, valutata in seno alla Lega, e lei ritiene di avere lei, soggetti, gli esponenti di cui si parla, insomma è inutile far finta di nulla, insomma si parla di questa componente governista, pragmatista della Lega, ritiene di avere maggiori responsabilità in seno alla Lega dopo questo voto? No, guarda, io penso che il segretario deve fare il segretario e gli amministratori devono fare gli amministratori. Quando si sovrappongono i due aspetti diventa problematica la gestione, in una stessa persona sto dicendo, no? Perché chi amministra ha un ruolo, ha delle competenze e degli obblighi anche di legge, oltre che etici e morali, diversi da chi indica la via, ha una visione. La Lega unica, cioè non ci sono le leghe. A me sinceramente mi fa anche sorridere leggere alcune notizie che spesso leggo. Ieri ho letto una notizia che ha un po' scandito la mia giornata per messaggi, altre robe, forse anche per disperazione da parte di qualcuno, cioè, in cui si scriveva che io domani devo andare a Roma a incontrare i parlamentari. Io domani, guarda, se volete verificare, ho appuntamenti fissati penso da 20 giorni a Treviso e ricevo gente, cioè, io non vorrei che sia più un'aspettativa di qualcuno a vedere casino che, come si può dire, un impegno da parte nostra, nel senso che come sempre si faranno le analisi del voto, le facciamo in tutte le elezioni, le faremo anche in queste elezioni, però le analisi del voto si fanno dopo il voto e penso che sia fondamentale non introdurre altri elementi. Non c'è, io questo impegno in regione lo voglio portare avanti, punto. Cioè ma sentite, se pensate sono le domande che sono ricorrenti, mi fate ogni anno, ad ogni elezione, non ho altro da aggiungere, dopodiché il risultato dell'evento è stato eccezionale, c'è poco da dire, ci sono dei comuni dove veramente noi abbiamo sindaci eletti col 70, l'80%, insomma, vuol dire che i sindaci uscenti che prendono l'80% sono sindaci che hanno fatto bene per 5 anni, è la stragrande maggioranza. Lei si è speso molto su Conegliano, sperava in una vittoria del voto? Ma no, guarda, io penso che i cittadini votino il candidato e non votino, come si può dire, gli sponsor del candidato, i sostenitori del candidato. Noi a Conegliano abbiamo un grande candidato che è Piero Garbellotto e io lo dico da coneglianese, Garbellotto ha due grandi meriti, è una famiglia di vecchi imprenditori da 7 generazioni sempre di Conegliano che ci hanno permesso di portare il nome di Conegliano in giro per il mondo, dove sono dei bottai, quindi in qualsiasi grande cantina del mondo trovi i loro botti, ma storicamente, ma anche botti gigantesche che vengono addirittura realizzati in loco. Dall'altro Piero Garbellotto ha anche un altro merito di aver portato in alto il nome di Conegliano con questa avventura sportiva che sembrava una pazzia, e il Moco Volley è lui. Quindi penso che noi coneglianesi già comunque gli dobbiamo riconoscere uno standing che ha dato questa città. Se glielo dà anche in prima persona, prendendo in mano il comune, penso che non guasti. Peraltro è una persona del dialogo, inclusivo, l'unica bandiera è quella di Conegliano o dell'Imoco, ma non ha una bandiera di un partito, per cui ha totale carta bianca, farà come crede meglio si debba fare per governare la città, avendo l'ambizione che la città torni ad avere la centralità che aveva. Sì,
Sì, Presidente, buongiorno. Allora, insisto sulla politica, visto che è il tema di giornata. Allora, sicuramente si può dire che se c'è una sconfitta, magari può essere stato sbagliato il candidato. Se si cambiano tutti i candidati, forse il problema non sono i candidati, è chi li ha scelti, quindi evidentemente un problema politico c'è. È vero che lo sappiamo che lei non ha ambizioni di leadership a livello di segreteria, però credo che l'abbiamo visto col Covid, che gli amministratori incidono sulla linea del partito, e quindi mi chiedo se in questo senso da lei, da Federica, da Fontana arriverà un input a ritararsi, anche rispetto al fatto che probabilmente aver fatto una campagna elettorale nelle piazze contro il Green Pass, con ambiguità sui vaccini, forse non ha aiutato nelle grandi città. E questa è la prima domanda, poi ne faccio una più di agenda. Sì, guarda, seguo la tua riflessione, che è un po' una contraddizione se ci pensi, e tu dici: se è vero che chi i candidati perde il candidato, è colpa di chi ha scelto il candidato, del centrodestra allora, perché noi non abbiamo corso da solo da nessuna parte. E allora stiamo parlando di centrodestra, che è un'altra roba ancora, nel senso che non è Matteo Salvini o lei che ha scelto i candidati, è il centrodestra che si è scelto il candidato di Milano, il candidato di Torino, il candidato di Bologna. Ma io penso invece che ci siano delle congiunture astrali che in questo momento ci portano a dire e a confermare che le grandi città adesso hanno avuto conferma di sindaci uscenti, come nel caso di Sala, di Beppe Sala, oppure ci danno la possibilità di correre. Guardate che Roma è comunque una città nella quale noi siamo al ballottaggio. E dopodiché io trovo anche strano che il grande dibattito lo si faccia sulla Lega quando c'è un partito che riempiva le piazze e oggi è stato letteralmente azzerato da queste elezioni, che sono i 5 Stelle. Quindi diciamo che sui contenuti della campagna non Guarda, è una campagna che ha avuto un grande dibattito e anche oggettivamente, poi voi mi aiutate, è una campagna che a me sembra che abbia avuto anche un altro problema, ci sono state tante polemiche anche, no? Che hanno riguardato un po' tutti i partiti, se ci pensiamo bene, perché dal centrodestra al centrosinistra tutti hanno avuto le loro polemiche anche solide durante questa campagna, probabilmente non saranno neanche finite, perché da qui al ballottaggio chissà quante ancora ne vedremo, ne leggeremo. Dopodiché qual è la linea? Non è un problema di linea, il problema è che ci si confronta e cosa volete? L'amministrazione, la macchina della politica è una macchina che si tara giorno per giorno, cioè è inevitabile, la tieni sempre carburata nella maniera migliore, dopodiché alcune considerazioni sono già state fatte, dibattito o non dibattito sui vaccini, sul Green Pass. Voglio ricordare che noi abbiamo in tempi non sospetti fatto un documento con 5 punti che conferma il Green Pass per alcune categorie, che conferma la volontarietà dei vaccini, non l'obbligatorietà, che parla di monoclonali, che parla di tutta una serie di altre attività che non sto qui a dirvi. Per cui noi confermiamo quello. La domanda del genere è finissima, quindi questa settimana, al di là dei parlamentari e degli incontri segreti, ci sono incontri sull'autonomia, questo mi interessava. Sull'autonomia? Sì, questa settimana a Roma. Ci sono incontri su base tecnica. Quindi non è prevista la presenza del No. Okay. Ho sentito il ministro anche ieri, il ministro Gelmini, ma io non ho in programma di andare a Roma. Mi spiace per chi, ma sai, io se fossi un giornalista e faccio una pagina su una roba così, prenderei per un orecchio quello che mi ha dato la notizia e gli direi: guarda, adesso per i prossimi 6 mesi non chiamarmi più, perché è veramente inaffidabile la fonte, come inaffidabile la fonte che dice che Giorgetti, Zaia cospirano perché Federica vada a fare il segretario. Cioè, io boiate ne ho viste tante, lette tante, ma così mai. Io non ho neanche tempo di pensare a cospirare, proprio non c'ho neanche il minimo. Non ne ho tempo perso, purtroppo. Prego. Affluenza, un commento. E questo è il vero tema, vince il partito dell'astensione. In molti casi vince il partito dell'astensione. E questo è un commento che va fatto, nel senso che, per carità, possiamo dire che il Presidente degli Stati Uniti viene eletto con il 25% di affluenza alle urne, che quindi ci sono esempi di democrazie, diciamo, evolute che comunque non hanno tutta questa partecipazione, però noi siamo la culla della partecipazione. Ricordo le mie regionali, ricordo comunque tutto quello che gravita attorno al tema del suffragio, no? Penso che molto abbia inciso
non solo il dibattito, abbia inciso tantissimo anche il momento storico, che è un momento nel quale c'è stato da un lato tanto dibattito, la cittadinanza spesso dibatte al suo interno tra sì Green Pass, no Green Pass, vaccini, non vaccini, e forse c'è stata un po' di disaffezione. Io penso che i partiti dovrebbero recuperare, come si può dire, questo legame che è sempre stato solido con l'elettorato. Però insomma ci sono state molte comunità dove la partecipazione c'è stata. Dopo a livello nazionale si vede che in alcuni casi insomma, c'è stata disaffezione e non è un bel segnale. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Tornando sull'autonomia, volevo chiederle cosa pensa dell'inserimento così quasi a sorpresa del tema, cioè del disegno di legge quadro, nella nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, e a che punto è l'iter, anche alla luce del fatto che ci risulta che ancora non abbiate letto il documento. Noi non abbiamo documento, penso non ci sia neanche ancora gli atti, penso che sia un'attività propedeutica, penso che se ci sarà l'ok del Veneto, perché comunque una delle due firme deve essere quella del governatore del Veneto per quanto riguarda il Veneto, perché ci sia il nostro ok, deve essere un'autonomia con la maiuscola, nel senso che non possiamo andare a scartamento ridotto o far finta di aver firmato qualcosa perché andava bene così, ma insomma il ministro Gelmini sa qual è la condizione e sa benissimo, diciamo, che i tecnici stanno lavorando su questo fronte. Spero che si possa trovare una quadra rispetto a un accordo che si può fare. Se così sarà, nel collegato ci sarà come si può dire, la legge quadro di accompagnamento. Un pressing per l'inserimento politico interno? No, io penso che si possa definire, quantomeno vedere in maniera positiva. Questo Paese ha deciso di dibattere di autonomia. In merito penso che il Veneto se lo possa accreditare tutto, visto considerato che siamo partiti per primi. In 25 anni abbiamo tentato 3 volte di fare un referendum, ci siamo riusciti al 25esimo anno, nel 2014, con quella legge regionale che poi si è tradotta nel referendum del 2017. Altro? Grazie. Buon lavoro ragazzi, grazie. Allora, abbiamo sentito la conferenza stampa di Luca Zaia, ma adesso noi restiamo in zona perché le nostre telecamere, secondo consuetudine ormai ben precisa, dovrebbero riuscire a incontrare Luca Zaia, quindi Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio dovrebbero riuscire a trovare qualche minuto per parlare con il governatore Luca Zaia, quindi siamo pronti a mandare in onda questa parte dell'intervista. Abbiamo visto i dati, poi li rivediamo insieme perché ci sono arrivati anche dall'azienda Zero della Regione del Veneto tutti i dati, tutte le tabelle per quanto concerne l'emergenza coronavirus. Sono dati decisamente interessanti che ci possono veramente far ben sperare per l'immediato futuro. Sono arrivati anche i dati delle vaccinazioni. Siamo pronti quando dalla regia mi danno l'ok. Un commento al voto, risultato elettorale in Veneto, un buon risultato per la Lega nella nostra regione, già un risultato diverso invece per la Lega di Salvini a livello nazionale. In Veneto è un risultato strepitoso, 21 nuovi sindaci, confermati tutti gli uscenti, ballottaggio in maniera assolutamente importante a Conegliano con Piero Garbellotto che ha assolutamente grandi chance, se i cittadini andranno a votare, di fare il sindaco a Conegliano. Est in ballottaggio e poi le grandi città, ad esempio della provincia di Treviso, penso a Montebelluna, penso a Oderzo, a tante altre realtà che adesso tutti si arrabbieranno perché non le cito, insomma abbiamo Cittadella, la vittoria di Cittadella, Volpago, con il nostro comune sempre trevigiano e molto altro ancora. Porto Buffolè, ieri ho voluto negli incontri incontrare il sindaco di Porto Buffolè, il comune più piccolo, così nessuno si arrabbierà. Però al di là di questo bene, poi a livello nazionale è vero che c'è dibattito, ma è altrettanto vero che tutto è incentrato sulle grandi metropoli. Noi oggettivamente, storicamente, non siamo stati mai grandi atleti da grandi metropoli.
metropoli. Storicamente non possiamo annoverare sindaci numerosi nelle grandi metropoli. Pensi solo che a Milano l'ultimo sindaco della Lega è stato Formentini negli primi anni 90, piuttosto che a Torino non abbiamo mai avuto il sindaco. C'è stato un sindaco di centrodestra ma non il nostro candidato. Bologna non se ne parla, a Roma neanche, ma siamo in ballottaggio. E a Torino, fra l'altro, siamo in ballottaggio anche a Torino. E questa è la vera storia, la vera lettura. Dopodiché in questo momento il mood, come dicono gli inglesi, cioè il sentimento è quello di dire che ci sono problemi, ma la verità è che noi, insomma, i sindaci dei comuni ce li siamo portati a casa. Abbiamo più sindaci di prima. Ecco, c'è un risultato storico che è Chioggia. Beh, Chioggia, mi ero dimenticato di dirlo, fra l'altro faccio i miei complimenti a Armelao che ho conosciuto. Chioggia sarà felice di conoscere questo sindaco, un ragazzo in gamba che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare, le idee chiare, e farà bene per Chioggia. Fra l'altro è un risultato a Chioggia che letteralmente azzera i 5 Stelle che 5 anni fa in pompa magna annunciavano la presa del Veneto iniziando da Chioggia. Mi sa che si sono fermati a Chioggia. Lei aveva detto che non ci sono due leghe, nonostante appunto la differenza di risultati qui nel territorio, vittoria netta, decisamente è andata diversamente, come ha ribadito nelle città principali. Ma no, non ci sono due leghe, ma guardi, questo è un commento che mi ritrovo a fare alla fine di ogni campagna elettorale. La Lega è una sola, dopodiché c'è dibattito, ma è logico che ci sia, perché un amministratore ha un campo di visione, un osservatorio che è diverso da quello di un segretario, e il segretario ha un campo di visione che è diverso da quello di un amministratore. Bossi diceva che c'è la Lega dei tombini, e c'è quella degli amministratori e quella di lotta, oppure c'è la Lega di lotta e di governo, e sarà sempre così, sarà inevitabile. Chi fa politica di visione, di programmazione, ha elementi diversi da chi magari nell'amministrazione si trova a fare le vaccinazioni, si ritrova il problema dei ricoveri piuttosto che della viabilità, delle scuole, dell'ambiente, delle cave, delle discariche, del dissesto idrogeologico. Noi siamo quella parte operativa e quindi ha un risvolto molto operativo della situazione. Ha vinto il partito dell'astensionismo, ha detto, se aspettava anche per eleggere dei primi cittadini. Ah sì, perché il dibattito in questo paese è un dibattito che per alcuni aspetti ha anche degenerato, nel senso, mettiamoci nei panni della signora Maria, che ogni volta scomodiamo per fare degli esempi, che assiste a dibattito che si è avuto, a polemiche sui giornali di tutti i tipi. Cioè, noi diciamo che accompagniamo l'affluenza alle urne con una strascichi di polemiche a volte anche indicibili. Dall'altro un momento storico particolare. Ed infine direi che anche è un periodo nel quale noi non siamo abituati ad andare a votare, cioè ottobre. Da noi diciamo, anche il periodo può pesare in questi casi, anche se siamo stati fortunati come temperature. L'autonomia è stata inserita, però lei ha detto noi non vogliamo un'autonomia, deve essere un'autonomia con la maiuscola. Come procederete? Sì, ma non è un atto di arroganza o di maleducazione, siamo assolutamente al fianco del ministro Gelmini se intende portare un progetto di autonomia che sia un'autonomia sostenibile e presentabile ai veneti. Se da Roma la proposta è una proposta a scartamento ridotto, noi diremo, faremo un passo a lato, lasceremo andare avanti chi se la sentirà di firmare cose che non c'entrano nulla con l'autonomia. Perché poi posso anche immaginare che la tentazione possa anche essere oggetto da parte di qualcuno di magari dire ma sì, intanto iniziamo. Sì, si può fare per gradi. Questo è poco ma sicuro, cioè 23 materie in un giorno non te le possono dare, e questo è un segnale che voglio anche dare, ma è altrettanto vero che ci deve essere scritto che quello che è scritto deve essere solido, deve essere autonomia. Quasi l'83% di veneti vaccinati, una valutazione, un aggiornamento sull'andamento del Covid? Ma è un grande risultato considerando che la vaccinazione è volontaria, il Covid è in assoluta remissione per ora. Abbiamo tra dei 3 e i 400 contagi al giorno, però ad esempio se andiamo a valutare i 5.600 tamponi molecolari e salivari molecolari che abbiamo fatto ai ragazzi in scuola sentinella non abbiamo avuto di positivi. Quindi se continua così significherà che il vaccino funziona, sta funzionando, e significherà che abbiamo iniziato questa fase di convivenza che ormai ci porterà ad avere un Covid endemico. Cosa vuol dire tradotto in parole povere? Diventerà la nostra influenza. Il problema è che abbiamo 11.780 morti che purtroppo non l'hanno vissuta come
come un'influenza. Presidente, si parte con la terza dose che si potrà avere anche in combinata col vaccino antinfluenzale a novembre. Sì, noi siamo pronti, abbiamo fatto la gara, come l'anno scorso siamo tra i primi ad avere i vaccini a disposizione. Chi vorrà farsi l'antinfluenzale potrà presso i centri vaccinali o con i medici di base, come facciamo sempre, farsi la doppia dose di vaccino, quindi farsi la terza dose eventuale, parlo soprattutto degli anziani, la dose booster come si dice, no? Della terza dose di vaccino per il Covid e l'antinfluenzale, perché è autorizzato a farla assieme. Terza dose, dice l'EMA, per tutti gli over 18, quindi è molto probabile che tutti, scattati i 6 mesi, quelli che hanno fatto le 2 dosi, vogliano poter approcciarsi alla terza. Come vi organizzerete? State ipotizzando? Intanto deve essere autorizzata dalle autorità nazionali del Comitato Tecnico Scientifico, poi dopodiché il sistema sarà sempre il solito, no? Centri vaccinali, medici di base, farmacie e un po' tutte quelle realtà che possono fare i vaccini. Dopodiché io spero anche che la terza dose venga superata dal fatto che magari non servirà più, e così non servirà più neanche il Green Pass, e finalmente si tornerà a sorridere quando incontri gli amici e non a sentirti dire mai Green Pass, ma no Green Pass, ma sì Green Pass, queste robe qua, perché capisco che questo sta veramente devastando la comunità. Andiamo verso un allentamento delle misure, secondo lei? Secondo me prudentemente è giusto cominciare a valutarle, cosa che noi abbiamo fatto con le scuole, visto considerato che facciamo parte di coloro che pensano, e siamo anche gli unici a aver presentato una proposta secondo la quale se c'è un positivo in classe non si manda a casa tutta l'aula o tutta la scuola. Tra una settimana entra in vigore l'obbligo del Green Pass per i lavoratori. Alla luce anche dell'andamento dell'epidemia, crede che questo provvedimento magari possa essere ritirato a un certo punto? Guardi, questa è una scelta nazionale del governo ed è una scelta che è scaturita da pareri della comunità scientifica. Io le posso dire solo questo: oltre alla difficoltà di quei lavoratori che ancora non si sono vaccinati, c'è una difficoltà oggettiva da parte degli imprenditori che si ritrovano o avere del personale strategico da dover estromettere il processo produttivo, non è sostenibile soprattutto in questo momento dove mancano i lavoratori. Dall'altro io ricordo che come regioni avevamo fatto 2 proposte che potevano quantomeno attutire questo colpo: aumentare la durata del tampone a 72 ore, questo ci avrebbe permesso di avere un ragionamento un po' più diverso. 2, andare a un prezzo politico per i lavoratori. Non sono state accolte queste 2 proposte fatte dai governatori. Spero che il governo in questo limbo, no, in attesa del 15, possa comunque produrre qualcosa di nuovo anche su questo fronte. Buon lavoro, grazie ragazzi. Grazie. Ecco, avete sentito? Allora, questo era il punto stampa del governatore Luca Zaia. Adesso mettiamo da parte questa sezione della nostra informazione, ci torneremo poi naturalmente per tutti gli approfondimenti del caso. Facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi andiamo subito a iniziare il giro dei collegamenti perché è il giorno dopo le elezioni, ormai tutti i verdetti sono ufficiali. Cominciamo a parlare con i nostri colleghi in giro per il Veneto e quindi torniamo giusto fra un minuto, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo sentito la conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Adesso cominciamo il giro dei collegamenti. Imprescindibile per il nostro telegiornale andare a sentire che cosa succede sul territorio direttamente dai luoghi in cui le notizie avvengono. Per noi ci sono sempre i nostri giornalisti, in questo caso parliamo con Valentina Visentin. Valentina, buongiorno. Sappiamo che quella di ieri è stata una giornata decisamente campale per tutte le nostre redazioni, perché seguire una tornata elettorale, per quanto non di numeri enormi come è avvenuto in altre occasioni, però insomma seguire una tornata elettorale comunale è sempre una cosa abbastanza divertente, possiamo dire così, è vero?
Sì, è stata divertente, diciamo, non ci sono stati grandissimi comuni, ne avevamo solo 3 sopra i 15.000 abitanti, questo per quanto riguarda il Padovano, quindi, e anche con 2 comuni in cui, diciamo, adesso si può dire il risultato era abbastanza scontato, perché la conferma di Piero Bona Cittadella era nell'aria, lo si è visto poi dal risultato finale con oltre il 79% dei consensi, così come il sindaco uscente di Albignasego Filippo Giacinti ha avuto un ottimo risultato subito al primo turno con il 76% anche lì delle preferenze. Per quanto riguarda Este invece la partita non era così scontata, infatti lo si è visto, Este per il Padovano è l'unico comune che andrà al ballottaggio, il centrodestra non riesce nell'impresa di conquistare al primo turno il comune, però la sindaca Gallana è uscente Roberta Gallana conquista o comunque un buon risultato, il 48%, quindi sfiora di poco l'impresa del primo turno contro un centrosinistra che si è presentato spaccato, perché c'erano 2 liste civiche di centrosinistra e il Partito Democratico. Una di queste liste civiche di sinistra, quella campeggiata da Matteo Paiola, è quella che andrà al ballottaggio, e qui sarà da vedere se nei prossimi giorni si concretizzeranno degli apparentamenti in vista appunto del secondo turno tra 15 giorni. Questo per quanto riguarda i grandi comuni, 3 grandi comuni padovani al voto. Poi c'erano altri 11 piccoli comuni, ma non per questo meno importanti, perché insomma comunque sono comuni strategici della provincia. C'era la cintura urbana, c'era la bassa padovana e l'alta padovana. Per quanto riguarda la cintura urbana parliamo di una riconferma, quella di Vigonza con Adolfo Zordan, quindi il centrodestra va a vincere di nuovo a Vigo d'Ardere. Sì. Vigo d'Ardere è stato un lapsus, Vigo d'Ardere, a Noventa Padovana invece dopo più di 10 anni di guida centro-sinistra c'è stata la svolta con il centrodestra vincitore con Marcello Bano. Questa è stata una dei grandi cambiamenti che ci sono stati, così come a Montagnana, storico feudo di Loredana Borghesan, non vince il candidato sostenuto dall'ex sindaco, bensì un altro candidato, Giampaolo Lovato. Quindi questi sono i 2 comuni in cui c'è stato un cambio di rotta. Valentina, allora, poi adesso abbiamo un servizio che vedremo fra pochissimo in cui si fa una carrellata un po' più precisa come dati, anche perché ovviamente non puoi avere tutto in memoria in questo momento. Però prima di vedere il servizio ti chiedo una battuta velocemente. Avete anche avuto voi la sensazione dalla redazione padovana che ci sia un po' una disaffezione da parte dei cittadini verso il voto, verso le elezioni? Non solo un afflusso, ma anche un seguito minore per quanto riguarda, poi i social ieri sono saltati e quindi abbiamo visto che cos'è successo, però c'è parso che sia la campagna elettorale che poi le fasi di voto siano state un po' sottotono. Questo abbiamo visto noi, ci confermate questa situazione? Sì, infatti guarda, l'altro dato che volevo proprio darti è quello, oltre alla scarsa affluenza, perché ci sono stati comuni come Este per esempio dove è andato a votare appena il 58% degli aventi diritto contro un 66% della passata tornata elettorale del 2016, quindi c'è stato un generale calo di affluenza, ma anche quello che si è potuto vedere, poca partecipazione nei comitati. Un tempo durante le elezioni quando andavi nelle sedi elettorali erano sempre molto piene di cittadini che andavano a documentarsi, così come gli stessi candidati erano spesso nelle piazze, e invece quest'anno abbiamo visto che l'unico momento di incontro era il mercato, quindi anche perché sicuramente l'emergenza sanitaria ha giocato un ruolo non da poco in questa situazione, però insomma meno momenti di incontro tra i candidati e i cittadini, e forse questo ha portato una maggiore disaffezione, e se lo si è visto con poi insomma la presenza alle urne che è stata molto ridotta. Allora Valentina, ci vediamo insieme in servizio sul consuntivo, sul riepilogo del voto in provincia di Padova, però ti chiedo di aspettare qui con noi la fine del servizio, perché sappiamo che hai una chicca su una fiera, una manifestazione molto importante, quindi prima vediamo il servizio, poi torniamo da te.
Riconferma per i sindaci uscenti, unica sconfitta Pasqualina Franzolin, battuta per una manciata di voti da Serenella e Negrisolo nella sfida tutta rosa di Cartura. Ribaltone a sorpresa, Noventa Padovana, dove trionfa il centrodestra unito guidato da Marcello Bano. Sono 13 su 14 i sindaci eletti nella tornata amministrativa 2021 in provincia di Padova. Tra 15 giorni solo Este tornerà alle urne con il sindaco uscente Roberta Gallana, che per un soffio ha mancato le elezioni al primo turno e dovrà vedersela con Matteo Paiola. Riconferma al primo turno negli altri 2 comuni con più di 15.000 abitanti. Vittoria con oltre l'80% delle preferenze per il sindaco uscente Luca Pierobona a Cittadella. Vittoria netta anche per Filippo Giacinti, primo cittadino attuale di Albignasego. Per quanto riguarda gli 11 comuni sotto i 15.000 abitanti, ad Arzergrande netta vittoria del sindaco Filippo Lazzarin. Non ce la fa la prima cittadina di Cartura che cede la poltrona a Serenella e Negrisolo. A Boara Pisani eletto sindaco Andrea Gastaldello, attuale vice sindaco. A Ospedaletti Ogano si conferma il sindaco Giacomo Scapin. A Montagnana è sindaco Giampaolo Lovato. A Rovolon vittoria per l'attuale vice sindaco Ermanno Magagnin. A Montegrotto Terme si conferma il sindaco uscente Riccardo Mortandello. A Noventa Padovana ribaltone in favore del centrodestra con la vittoria di Marcello Bano. A Vigo d'Arzere riconferma per il deputato leghista Adolfo Zordan dopo un appassionante testa a testa. A Grantorto si afferma Fiorenzo Cappellari. A Carmignano di Brenta, il comune con la più alta affluenza alle urne della provincia, tornato al voto in anticipo dopo la prematura scomparsa del sindaco Alessandro Bolis, eletto Eric Pasqualon, attuale vice sindaco reggente. Questa era una carrellata, poi naturalmente stasera nei nostri telegiornali, anche su TG Bassano con l'Alta Padovana, tutte le interviste, tutte le prime dichiarazioni di questi nuovi sindaci. Valentina, abbiamo 20 secondi prima della pubblicità, però puoi già annunciarci per quanto riguarda questa importante fiera dove sei. Confermata la 274esima edizione della Fiera di Arsego, una delle fiere franche più importanti dell'Alta Padovana, dal 15 al 18 ottobre. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, ci ritornerà il Pala Expo delle professioni artigianali, così come gli stand gastronomici e il mercato, e anche il mercato del bestiame. Ovviamente Green Pass necessario per entrare nella zona della fiera, ci saranno controlli a campione, protezione civile, molti volontari che presideranno i varchi, ovviamente accesso a numeri limitati. Quando l'area dell'esposizione della fiera raggiungerà il culmine massimo di persone, verranno chiusi i cancelli. Green Pass che sarà proprio obbligatorio per tutta l'area della fiera, soprattutto in quella in cui c'è lo stand gastronomico, certo, e il Pala Expo. Allora Valentina, intanto grazie per queste informazioni. Se ci sono altre notizie dalla provincia di Padova non esitate a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Ringraziamo la nostra collega Valentina Visentin e adesso noi facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo, parliamo anche del voto in provincia di Vicenza e abbiamo già le prime interviste fatte proprio a pochissimi minuti dalla chiusura delle urne per farvi sentire che cosa hanno detto i candidati, i sindaci vincitori, ma anche qualche sfidante. Quindi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto ci sono state le elezioni in moltissimi comuni, noi abbiamo già sentito un'infarinatura di quello che è accaduto in provincia di Padova. Adesso andiamo a sentire qualche dichiarazione dei sindaci confermati o di chi comunque ha vinto questa tornata elettorale. Andiamo per esempio a Montegrotto, dove Riccardo Mortandello vince con oltre il 50% dei voti. Quindi quello che voglio dire è intanto un ringraziamento a tutti i cittadini di Montegrotto Terme che ancora hanno dato la fiducia non solo al sottoscritto, ma un'intera squadra che negli ultimi 5 anni ha preso in mano un paese che era
veramente in difficoltà e l'ha portato verso porti sicuri. Il lavoro da fare è ancora tanto, quindi contiamo nei prossimi 5 anni di schiacciare il piede sull'acceleratore e di completare tutte quelle azioni di cambiamento in positivo del nostro territorio che poi avranno ripercussioni su tutti. Quindi il mio ringraziamento va oltre che ai cittadini, alla fantastica squadra qui presente. Grazie. Perché non hanno mai smesso un minuto di correre, grazie alla mia famiglia, a Chiara e Alessandrino, che da pochi mesi mi sta dando una gran mano. Grazie a mia mamma, mio papà, mio fratello, che dalla Germania è venuto a votare, perché anche un voto in più fa la differenza. Grazie. Il lavoro da fare è tanto e quindi tutta la squadra, sia chi entrerà in consiglio comunale, sia chi non potrà entrare, farà parte di un grande progetto appunto per dare finalmente un lungo periodo di sviluppo a Montegrotto Terme, al territorio, al turismo, sulla traccia degli ultimi 5 anni. Grazie a tutti, avanti Montegrotto! Rimaniamo in provincia di Padova, andiamo a vedere l'unico ballottaggio che si è verificato per quanto riguarda questa tornata elettorale nel Padovano. Si contrappongono gli sfidanti Roberta Gallana, sindaco uscente, in questo caso Matteo Paiola, che ha già comunque esperienze ma ha superato l'altro sfidante, che era Giovanni Mandoliti, che portava il simbolo del PD. Si sfideranno quindi fra 2 settimane Roberta Gallana e Matteo Paiola per il ballottaggio. C'è ancora tutto da capire se ci saranno apparentamenti, perché c'è anche un'altra lista, quella di Beatrice Andreose, che porterà comunque una percentuale. C'è da capire se ci saranno apparentamenti ufficiali, se ci saranno indicazioni di voto, se ci sarà il liberi tutti, cosa risponderanno gli elettori di questi candidati al secondo turno. Intanto però sentiamo le parole della sindaco uscente, sentite cosa ci ha detto. Roberta Gallana sfiorata l'impresa del primo turno. Sì, sfiorata di un centinaio, poco più di voti, quindi siamo particolarmente contenti. C'è un crollo totale appunto del candidato del PD e quindi ora le sinistre vedremo cosa faranno, ma siamo più che convinti che rifaremo la stessa storia appunto di 5 anni fa e quindi al ballottaggio andrà più che bene. Ecco, sembra proprio un déjà vu, il centrodestra compatto, la sinistra divisa che insomma è con una, come si può dire, con un accorpamento non così scontato. Certo, il centrodestra è compatto, rimarrà compatto, apparentamenti quindi con la sinistra non ce ne saranno, quindi resteremo saldi per dare coerenza ai nostri cittadini. È stato importante vedere che hanno riconfermato in maniera inequivocabile insomma, i voti appunto di 5 anni fa, ed è una cosa molto positiva. Ora si va avanti, ci sono solo altri 15 giorni per confermare un quasi 50% nostro. Ecco, come vivrà questi 15 giorni? Come abbiamo vissuto questa campagna elettorale, che è una campagna elettorale molto particolare perché facciamo molta attenzione anche al discorso del Covid, però rincontreremo naturalmente le persone nei quartieri, nelle frazioni e sicuramente avremo la soddisfazione anche di ritrovarci ancora più compatti insieme col centrodestra. Queste erano le dichiarazioni del sindaco uscente Roberta Gallana. Noi abbiamo sentito anche quello che fra gli sfidanti andrà al ballottaggio con appunto il sindaco Gallana. C'è da dire una cosa rispetto a quanto ha detto Valentina Visentin poco fa. Effettivamente Giovanni Mandoliti, espressione del PD, a Este le civiche però hanno una lunga storia proprio civica, in cui è difficile anche trovare una linea che sia di centrodestra, di centrosinistra, di centro. È un'esperienza proprio civica nel vero senso della parola ed è molto importante anche per la città, indipendentemente poi dai risultati che sono arrivati o che arriveranno, e questa non è certo propaganda elettorale, è una spiegazione rispetto a quello che ha detto la collega prima, che ha parlato di una civica di centrosinistra.
è da vedere invece sotto un altro punto di vista, sotto un'altra prospettiva. Ma sentiamo che cosa ci ha detto il rappresentante di questa lista civica, Matteo Paiola. Matteo Paiola, un ballottaggio quasi insperato, l'ex sindaca uscente Gallana sfiora l'impresa con il 48%. Ve lo aspettavate questo risultato? Beh, i numeri sembravano difficili, però il clima che si respirava nell'aria era questo e quindi non siamo poi tanto sorpresi, insomma. C'è un'empatia che si è rotta con la città, col sindaco uscente e quindi insomma noi sentivamo nell'aria che questo ballottaggio era possibile. È un ballottaggio che arriva anche per un piccolo vantaggio nostro su Giovanni Mandoliti, insomma, quindi diciamo che c'è una città divisa, ma credo che poi insomma fra 2 settimane gli estensi sceglieranno in modo un po' più definitivo. Ecco, il centro-sinistra è andato diviso rispetto alla scelta del centrodestra, ora pensa anche ad apparentamenti, insomma c'è la lista di Beatrice Andreose, ma anche un importante risultato di Mandoliti che insomma, come ha detto lei, è un testa a testa, è stato tra di voi. Sì, noi non abbiamo fatto nessun tipo di accordo e chiaramente per etichetta si parla con tutti gli avversari, però adesso questa è una scelta che faremo come gruppo, insomma, e poi decideremo, ma in questo momento non ci abbiamo proprio pensato. Siamo nell'euforia di questa impresa perché in Veneto, insomma, tenere il centrodestra tutto unito sotto il 50% non era scontato. Questo è un risultato che viene con un lungo lavoro di un anno, con una squadra che è gambissima, che ha lavorato voto su voto, con una squadra forte di 32 persone, le civiche destre in movimento. Siamo contenti perché abbiamo fatto un risultato storico in termini percentuali, ma anche per la città. Quindi nelle prossime 2 settimane, per quanto riguarda gli altri comuni, quelli che hanno un risultato acquisito, noi vi racconteremo, vi spiegheremo, vi diremo quali sono i programmi, i progetti e quello che si vuole fare. Per quanto riguarda Este, continueremo a raccontare questa fase della campagna elettorale che a questo punto proseguirà in qualche modo fino ad arrivare al ballottaggio del 15. Allora, detto questo, noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo parlato di elezioni, abbiamo parlato di cronaca elettorale, abbiamo sentito le dichiarazioni dei primi vincitori e anche degli sfidanti per quanto concerne il ballottaggio di Este e per quanto concerne naturalmente il Padovano. Adesso andiamo in provincia di Vicenza, anzi andiamo a Vicenza, dove c'è la nostra Gabriella Basso che ci aspetta in veste decisamente autunnale dopo un'estate passata a fare collegamenti sotto il sole, la vediamo un po' più autunnale appunto, anche perché ieri è stata una giornata importante anche per la redazione Berica, perché sappiamo che nonostante non ci fossero comuni di grande volume demografico al voto, di poca popolazione diciamo, però sono comunque informazioni importanti che noi seguiamo in modo sempre preciso e puntuale. Buongiorno Gabriella. Sì, buongiorno a te Ferdinando e ai telespettatori di Rete Veneta. Come dicevi tu, Vicenza, il Vicentino ha avuto 12 comuni al voto, tutti sotto i 15.000 abitanti, 36.000 gli elettori che sono stati chiamati alle urne, ma sono comuni comunque particolari, comuni anche in espansione come per esempio Caldogno, che è un comune in espansione non molto lontano da Vicenza, per esempio, come anche la stessa Costa Bissara, che vede riconfermato, tra virgolette, nel senso che è già vice sindaco, viene confermata quella che è un po' la linea politica e la squadra di governo che fino ad oggi ha retto Costa Bissara, come Caldogno è stato riconfermato Ferronato sindaco, e quindi diciamo ci sono questi due comuni anche un po' più diciamo con numero maggiore di abitanti. Ci sono particolarità nel Vicentino come tipo ad Orgiano, dove c'era un solo candidato sindaco che però diciamo ha avuto un attimo di brivido perché doveva raggiungere il quorum, un quorum che con la scarsa affluenza alle urne è stato lì per mancare, quindi insomma diciamo che il Vicentino ha avuto delle particolarità e comunque ha visto lo stesso una lotta anche per esempio fino all'ultimo voto per Crespadoro, comune che andava appunto ad elezioni, piuttosto che Monteviale dove se la son giocata in due.
cioè sono tutte situazioni molto, molto particolari, singolari di piccoli comuni che, come in altre province, ha visto anche qui, anche il Vicentino, un abbassamento abbastanza notevole del numero degli elettori, delle persone che sono andate alle urne. Tra l'altro abbiamo un po' sentito qui in città l'umore dei vicentini su questa tornata elettorale, nel senso del fatto che c'è stata, nonostante sia un'elezione del sindaco, quindi di una persona quale il cittadino si rivolge molto spesso, come mai c'è stata appunto questa disaffezione alle urne, come mai la gente ha deciso di non andare a votare? Il risultato di quello che abbiamo, insomma, delle persone che abbiamo sentito, è proprio questa disaffezione alla politica in senso lato, al di là che sia il primo cittadino, e quindi, come dicevo prima, una persona che magari uno sceglie di eleggere, perché sceglie la persona, non sceglie il partito, come magari un'elezione politica. Certo, Gabriella, questa situazione, adesso faccio un esempio che i nostri telespettatori conoscono bene, lo vediamo noi dalle nostre redazioni, perché anche il cartello del TG Vicenza dice: se c'è qualcosa che non va, ditelo a noi, lo porteremo al vostro sindaco. Sono moltissimi cittadini che utilizzano il tramite di Rete Veneta delle nostre redazioni per parlare con i sindaci. C'è forse una distanza eccessiva dovuta a qualcosa che non conosciamo, perché naturalmente noi non siamo dei sociologi, siamo dei giornalisti, però vediamo che le persone si rivolgono magari a noi per un problema, noi poi lo portiamo all'attenzione del sindaco, e questo è importante, perché vuol dire che la distanza va in qualche modo riempita, e secondo noi dovrebbe essere questo un campanello d'allarme per chi fa politica. La disaffezione non è mai cosa buona, perché i cittadini devono occuparsi di politica in tutti i sensi, in senso lato come hai detto tu, ma anche direttamente. Gabriella, prima di lasciarti andare, perché sappiamo che la giornata è molto complicata da quelle parti, c'è già qualcosa di cronaca? Beh sì, abbiamo già delle notizie che riguardano soprattutto la provincia, perché è stato scoperto e sono stati denunciati 2 cittadini di origine cinese, a Montecchio Maggiore in questo caso, un centro massaggi, insomma, dove diciamo di massaggi ce n'erano pochi, o erano massaggi particolari, possiamo definirli, e quindi lì è stato smascherato appunto questo centro massaggi, mentre a Valdagno il controllo, diciamo, da parte della Guardia di Finanza, la ricerca di compro-oro dove ci fosse qualcosa di illecito, in realtà hanno trovato proprio un compro-oro abusivo e hanno sequestrato parecchio materiale. Quindi insomma questa è, diciamo, la cronaca in questo momento riguarda la provincia. Molto bene, Gabriella, allora noi diamo appuntamento ai nostri telespettatori per il TG Vicenza di questa sera, per tutto quello che non abbiamo detto fin qui e tutto quello che accadrà. Se ci sono altre novità invitiamo la nostra collega a contattarci in qualsiasi momento, siamo in diretta fino alle 13:30, quindi c'è ancora tempo e spazio per tutte le notizie. Grazie e buon lavoro a Gabriella Basso. Torniamo in studio, ma solamente per lanciare l'ultimo dei break pubblicitari di questa fase della nostra informazione. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo, abbiamo altri collegamenti, abbiamo altre notizie da dare, siamo in diretta fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Chiudiamo la nostra carrellata di opinioni, volti e approfondimenti su quello che è successo con la tornata elettorale in provincia di Padova. Abbiamo 2 ultimi comuni importanti da vedere. Prima di tutto Cittadella, poi Noventa Padovana. Per Cittadella c'è un contributo del nostro Federico Fusetti. Vediamo. Io dico sempre che comunque ci vuole coraggio a fare il sindaco, ci vuole coraggio a candidarsi, perché comunque è vero che poi è un gruppo, ma sei un uomo solo, una donna sola quando arrivi al momento elettorale, quindi va apprezzato chi ci mette la faccia per fare il sindaco, come vanno apprezzati anche chi ci mette la faccia per fare i consiglieri comunali. Ora si va in consiglio comunale per lavorare per i cittadellesi, e quindi insomma noi cercheremo di collaborare come sempre, noi siamo aperti a tutto nel rispetto naturalmente e con critiche costruttive. È un calo nazionale, però anche qui 14% in meno, circa 2000 elettori in meno alle urne. Preoccupato.
Ma è un calo, diciamo, io lo leggo in due modi questo calo. Il primo naturalmente è legato, come ha detto lei, al calo nazionale. Purtroppo c'è una disaffezione della politica o alla politica in questi ultimi tempi, anche se il cittadino deve rendersi conto che queste sono elezioni amministrative, perché quando il cittadino ha bisogno viene dal sindaco, va dall'assessore, va dal consigliere. Noi siamo i punti di riferimento per, diciamo, la politica a tutti i livelli, quindi spiace un po', ecco, di vedere questo calo. D'altra parte un'altra lettura che abbiamo dato, ma sentendo poi i cittadini che venivano a votare, era quello del risultato scontato. Purtroppo questo messaggio di risultato scontato, che secondo me comunque non era, è passato in maniera troppo importante nei cittadellesi, e più di qualcuno secondo me ha preferito o comunque deciso di non venire a votare perché comunque il risultato era acquisito. Abbiamo trovato più di qualche cittadellese che è venuto a votare per caso, e questo insomma anche qua lascia un po' il tempo che trova, perché è chiaro che è importante soprattutto la preferenza per i consiglieri, perché avere un punto di riferimento nella propria frazione, nel proprio borgo è fondamentale a livello amministrativo. Le liste di sostegno, l'importanza di questo, per lei ce n'erano 6, la sua addirittura ha preso il 27%, quasi diciamo surclassando la Lega, e questo ha fatto un po' discutere. Beh, è normale che la lista del sindaco uscente prenda tanto, però è un voto legato alla Lega, cioè io sono il responsabile nazionale degli enti locali. Se voi andate in giro a chiedere ai cittadini di che partito è il sindaco, vi diranno della Lega, e quindi è un voto che va alla Lega. Nelle altre civiche c'erano comunque tesserati Lega, il consiglio comunale è a maggioranza Lega, perché la maggioranza hanno tutti la tessera della Lega. Poi abbiamo dei civici, e sono felicissimo che siano entrati in consiglio comunale. Entra Fratelli d'Italia con 2 consiglieri, anche qui ottimo risultato, perché c'è un ottimo rapporto con Fratelli d'Italia, dove collaboriamo da 5 anni, anche se poi il partito è nato diciamo negli ultimi anni, però comunque chi aveva già in consiglio comunale collaboriamo da parecchio tempo. Spiace un po' di non aver avuto il rappresentante di Forza Italia in consiglio comunale, altrimenti veramente avremmo fatto tutto il centrodestra, però insomma da lavorare ce n'è per tutti, tra chi diventerà consigliere, chi sarà assessore, anche chi non è stato eletto. È stata la forza per noi 5 anni fa, che il gruppo di 100 candidati 5 anni fa è rimasto comunque unito e ha continuato a lavorare, e dovrà essere la nostra forza anche in questi 5 anni, quindi anche chi non è stato eletto, se avrà voglia naturalmente, avrà le porte spalancate in comune, perché sicuramente il sindaco non dirà mai di no a chi ha voglia di fare. Ultima domanda flash, i primi 100 giorni cosa vedranno i cittadellesi? Ma vedranno tanto perché è quello che avevamo già programmato prima delle elezioni, nel senso che partiranno tante opere pubbliche importanti, partirà la pista ciclabile di Facca, un'opera attesa da più di 10 anni, partirà il restauro del Palazzo delle Associazioni che diventerà sede museale, vedrà l'inaugurazione della palestra di Pozzetto che è quasi a termine, vedrà l'inaugurazione della chiesetta di Camoro, quindi veramente vedranno tanto, ma è frutto del lavoro di quello che abbiamo fatto in questi ultimi 5 anni. Chiaro che il programma elettorale nostro è molto importante, molto intenso, sfidante, perché deve essere così un programma elettorale che guarda oltre i 5 anni di amministrazione comunale, quindi avremo veramente tanto da fare. Grazie Sindaco Luca Pierobon, direi che da Cittadella è tutto, a voi la linea. Quindi ringraziamo Federico Fusetti e sindaco rieletto Piero Bon di Cittadella. Adesso andiamo all'ultimo comune padovano di cui vi avevamo accennato, andiamo a Noventa Padovana, dove Marcello Bano fa il ribaltone. È stata una vittoria bella, sofferta, tesa. È stata una vittoria veramente dura, durissima. Merito della squadra, merito dei rappresentanti dei nostri partiti del centrodestra, Roberto Toffanin, Nicola Canistracci e Alberto Stefani Compolato, perché se non era per loro non saremmo mai riusciti, e di Massimo Vitonci, se non era per loro non saremmo mai riusciti a mettere insieme il centrodestra e quindi essere un po' competitivi, però partivamo da dietro. Ecco, 20 anni, se non sbaglio, di centrosinistra, è un vero e proprio ribaltone questo per la città. Ma io penso che abbiano pesato soprattutto le persone, cioè io avevo fatto una squadra che non teneva conto delle appartenenze politiche, c'erano alcune componenti, però abbiamo proprio cercato delle persone come un'ex dottoressa, come un commercialista, persone che erano dei professionisti nel loro campo.
per il quale abbiamo corso tanto, cioè abbiamo suonato i campanelli, veramente abbiamo fatto una campagna elettorale molto, non dico aggressiva, però molto determinata. Volevamo vincere, avevamo una grande opportunità e abbiamo voluto giocarla fino in fondo. Ecco, che cosa secondo lei si aspettano adesso i cittadini della vostra squadra? Qualcosa certamente di diverso rispetto a quello che era accaduto finora? Beh, intanto possiamo guardare il futuro con occhi diversi, proprio come impostazione, cioè dobbiamo avere ben chiaro quello del nostro passato, le nostre tradizioni di 90, però dobbiamo aggiornarle, dobbiamo fare un upgrade, come si dice, e dobbiamo convincerli, perché noi abbiamo una grande responsabilità, ci hanno dato la loro fiducia e dovremo convincere anche quelli che non ce l'hanno data ancora di più. Quindi io farò il sindaco di tutti e mi metterò subito da domani al lavoro per sviluppare quello che avevamo promesso in campagna elettorale. Ecco, la sua comunque è una lunga esperienza amministrativa anche in provincia. Che squadra presenterà alla sua città? Di professionisti, assolutamente di professionisti. Io vengo sempre, come posso dire, calcolato sui numeri, cioè se porto risultati continuo a lavorare. Se non porto risultati è giusto che la gente mi dia un calcio e mi rimandi a casa. Ascolti, 100 giorni sono un po' il traguardo, no, che ognuno si dà. Hai in mente qualcosa da fare nei primi 100 giorni? Beh, innanzitutto direi subito di portare la caserma di Polizia Municipale Oltrebrenta con due vigili, e questo lo faremo immediatamente. E poi piccole cose, ma proprio robe quotidiane, tipo il marciapiede di Via Roma, farlo solo pedonale, in modo che non ci siano più pericoli per i pedoni. Cioè, questo è dopo un po' su Oltrebrenta vorrei incominciare subito con la demolizione dell'Anna Frank, intanto fare pulizia e dopo incominciamo con la progettazione della nuova piazza e il nuovo edificio polifunzionale. Questo è l'obiettivo, proprio lavorare su progetti di fattibilità tecnica subito. Adesso passiamo dalla provincia di Padova a quella di Vicenza. Facciamo un consuntivo dei comuni al voto nell'area berica in questo 2021. Elezioni amministrative 2021, tra riconferme e new entry si chiude anche nel Vicentino questa tornata elettorale che ha visto al voto 12 comuni, tutti sotto i 15.000 abitanti. Tra i comuni più grossi al voto Caldogno e Costa Bissara, dove Caldogno ha visto la riconferma con il 79% di Nicola Ferronato, lista Insieme per Caldogno, mentre a Costa Bissara è stato eletto Giovanni Maria Forte, lista proposta per Costa Bissara, già vice sindaco nell'amministrazione di Cristina Franco. Al voto anche Brogliano, dove gli elettori hanno riconfermato a primo cittadino Dario Tovo, lista Brogliano Quargenta per il futuro con l'80%. A Crespadoro passa con il 57% Elisa Maria Ferrari con la lista Crespadoro Unita. Laghi vede la vittoria di Marco Lorenzato con il 57,53%, lista Insieme per Laghi. Ad Orgiano, l'unico candidato sindaco Manuel Dotto, obiettivo futuro, riesce a superare il quorum sceso al 40% per una manciata di punti e a riconfermarsi alle redini del comune. Gambellara, Michele Poli, futuro per Gambellara, ottiene la riconferma con il 66% delle preferenze. A Montegalda è eletto con il 63% Andrea Nardin, siamo Montegalda e Colzè. Monteviale vede la new entry alla poltrona di sindaco con il 55,71% delle preferenze Claudio Cegalin per Monteviale l'Olmo. Manuela Vecchiatti di Uniti per Nanto è il nuovo sindaco di Nanto con il 42%. Rozzo vede come primo cittadino Lucio Spagnolo della lista Insieme per Rozzo con il 54%. Infine Zermeghedo vede un'altra riconferma con Luca Albiero, sindaco uscente con la lista Scegliamo Zermeghedo, che porta a casa il 69% delle preferenze. Ci sono anche altri dati importanti in questa tornata elettorale, sono i dati delle affluenze che nel Vicentino sono in crollo. Urne abbandonate, o quasi. La prima sentenza delle amministrative del 2021 è questa: affluenza al voto in crollo verticale. Nel Vicentino il calo è una regola in 11 comuni su 12, con Rozzo che è l'eccezione. Ed è proprio Caldogno, il comune più grande tra quelli coinvolti nella corsa per la poltrona di sindaco, che segna l'affluenza più bassa, 43,79% contro il 61,96% della precedente tornata elettorale.
Crespadoro, invece, terzultimo comune in ordine di grandezza, è quello con la migliore affluenza. Va a votare il 72,27% degli aventi diritto, peggio comunque di 5 anni fa, quando segnò il 73,32%, che fu il dato più alto anche della scorsa campagna elettorale. Rozzo, come dicevamo, è l'unico comune con l'affluenza in aumento, col 56,81% contro il 51,65% della volta scorsa. Ma qui un motivo c'è: la comunità del paese dell'Altopiano si è sentita coinvolta nella scelta del successore di Aldo Pellizzari, il sindaco tragicamente scomparso alla fine di agosto per un malore nelle acque del Tirreno durante una vacanza. In questo caso c'è uno slancio emotivo che spiega l'aumento dell'affluenza. Ma vediamo i dati anche nei restanti comuni. A Brogliano va a votare il 58,76% dei cittadini, a Costabissara il 61,81%, Gambellara ha un'affluenza del 49,42%, Laghi è il comune più piccolo del Veneto, conta appena 128 abitanti, eppure degli aventi diritto è andato alle urne solo il 48,73%, meno della metà. Montegalda ha un'affluenza del 61,22%, Monteviale del 69,3%, Nanto fa il 65,82%. Orgiano merita invece un discorso a parte. Si presenta una sola lista e va a votare il 46,73% dei cittadini, quasi 20 punti in meno rispetto alla precedente tornata elettorale. Zermeghedo ha un'affluenza del 62,82%. Bilancio insomma negativo per queste amministrative vicentine, un distacco dalla politica, dell'esercizio del voto, il momento più alto della democrazia, che sinceramente lascia pensare. Andiamo a vedere che cos'è successo sempre in provincia di Vicenza, a Caldogno e Costabissara. Siamo molto contenti del dato ottenuto, merito della mia squadra che mi ha fino adesso accompagnato e merito anche dei nuovi entrati, perché si sono dati da fare e hanno svolto una bellissima campagna elettorale, quindi sono molto contento e diciamo anche per loro. Una campagna elettorale comunque con il fair play. Sì, è stata una campagna elettorale abbastanza tranquilla, serena. Noi abbiamo svolto tutto il programma che ci eravamo prefissati durante appunto i nostri incontri, l'abbiamo svolta nel migliore dei modi, secondo me, cercando di far capire alle persone, ai miei concittadini, la nostra filosofia, cioè quella di stare vicino ai nostri appunto compaesani, proprio anche nelle piccole cose. Domani si lavora sia per la propria professione, ma soprattutto si riprende a lavorare alacremente anche per i miei concittadini. Aspettavamo questo consenso perché in fondo abbiamo amministrato bene da tanti anni, forse da qualche decennio che amministriamo bene, quindi i bissaresi hanno testa e si sono levati dagli specchietti delle allodole, hanno ragionato con la loro testa. Un 70% se non oltre, quindi un buon risultato al di là delle aspettative oppure no? Ma la gente ci diceva così, prenderai il 70%, io pensavo bastavano anche meno, ma domani mattina sarò ancora con gli operatori esterni perché li sto seguendo di persona, ci tengo tanto alla gestione del territorio, abbiamo progetti già in atto da questa amministrazione, li completeremo. E poi abbiamo quelli nuovi, quelli programmati nel programma opere pubbliche, quindi non ci sono problemi. Chiudiamo questa voluminosa pagina dedicata alle elezioni, passiamo alla cronaca perché è stato arrestato l'uomo ritenuto responsabile di un'aggressione avvenuta qualche giorno fa. Svolta nelle indagini per risalire agli aguzzini del cittadino tunisino trovato incaprettato e seviziato in un casolare in via Cataio a Montegrotto Terme. È stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Abano Terme un cittadino tunisino 37enne residente nel comune termale con l'accusa di essere uno dei due aguzzini. L'uomo con un compagno aveva legato un 30enne connazionale sottoponendolo a una serie di sevizie nella notte del 28 settembre. Le sue urla disperate avevano attirato l'attenzione di alcuni cittadini che avevano avvisato prontamente i carabinieri. Il malcapitato era stato trovato dai militari seminudo con i piedi e le mani legate e infilato in uno pneumatico per bloccarlo con una profonda ferita alla spalla. Aveva da subito destato scalpore la violenza e il rituale in stile mafioso dell'aggressione.
La vittima, dopo essere stata soccorsa, aveva identificato uno dei 2 aguzzini, fermato poco dopo dai militari con l'accusa di sequestro di persona, rapina e lesioni. All'origine del gesto il rifiuto della vittima di fornire il recapito di un conoscente che aveva un debito coi sequestratori. Nel tentativo di procurarsi un alibi, l'arrestato si era presentato poco dopo l'aggressione dei carabinieri, denunciando di essere stato vittima di una rapina. Per questo è stato denunciato anche per simulazione di reato. E a Vicenza invece la polizia locale è riuscita ad acciuffare il ladro di un cellulare. Via 4 novembre, il titolare di un bar lascia il cellulare sul bancone, si distrae e quando torna a prenderlo non lo trova più. Immediatamente allerta una pattuglia della polizia locale che sta passando in quel momento davanti al locale. Gli mostra le immagini del sistema interno di videosorveglianza. Ha estrapolato da un sistema di videosorveglianza interno al proprio locale il fotogramma del soggetto autore del furto e l'ha passato alle colleghe che tramite la centrale operativa hanno diffuso l'immagine dell'autore del furto. Una pattuglia dell'antidegrado si è messa subito alla ricerca di costui e poco dopo l'ha ritrovato esattamente in via Verdi. Il responsabile viene individuato in via Verdi, ha ancora il cellulare. Appena si accorge di essere puntato dagli agenti, prova a darsi alla fuga. Si è messo alla fuga, ha cercato di trafugare e dare il cellulare ad un'altra persona, ma non ci è riuscito perché è stato braccato e fermato dai colleghi sul posto. Quindi è stato portato all'interno e qui è stato fotosegnalato ed è stato denunciato per furto. Il telefono è stato restituito alla persona derubata. Il denunciato è un tossicodipendente senza fissa dimora, già conosciuto alle forze dell'ordine. Questo fatto dimostra che praticamente la polizia locale è sul territorio, è dentro al territorio e conosce chi lo frequenta. E in particolare la pattuglia e le pattuglie dell'antidegrado conoscono bene i movimenti e le persone che sono dedite ad attività non lecite. A Mussolente invece è in azione, siamo nella Pedemontana, nella zona del Bassanese, è in azione un ladro che in molti hanno associato all'ormai celebre ladro ninja di Colceresa e Pianezze. Prima il sopralluogo in bicicletta, poi la razzia rapida e precisa. Nel sacco finiscono contanti, ori preziosi, gioielli e tutto quel che si può arraffare da un'abitazione senza farsi pizzicare sul più bello. È in azione da giorni a Mussolente un ladro solitario che probabilmente si è già reso responsabile di parecchi furti nel Bassanese e nella zona di Marostica negli ultimi tempi. E c'è già chi parla di una somiglianza con l'ormai celebre ladro ninja di Colceresa e Pianezze. Il malvivente, attivo a Mussolente, ha già colpito a Colle Roigo, in via Bonagge e in via Mazzini a Casoni, tanto che la sua presenza è stata segnalata in modo sistematico alle autorità comunali e alle forze dell'ordine. Ci sono anche dei video delle telecamere di sorveglianza che lo riprendono, ma finora nessuno è riuscito a coglierlo sul fatto. La faccenda è sbarcata pure sui social con i consigli da parte del sindaco Cristiano Montagnier su come muoversi in caso di avvistamenti o contatti. Probabilmente grazie al clamore dei social e del passaparola il ladro ha ridotto le sue scorribande o si è spostato in altre zone, ma l'attenzione resta sempre altissima. Vediamo ora una importante operazione della Guardia di Finanza. Avevano creato una serie di società cartiere attraverso le quali compravano e vendevano spazi pubblicitari in Italia gli amministratori di 5 aziende, di cui una con sede in Slovenia, individuati dai militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Piove di Sacco. Attraverso un'attenta attività investigativa le Fiamme Gialle hanno ricostruito il meccanismo fraudolento grazie al quale, dopo aver acquisito spazi pubblicitari in Italia, questi venivano ceduti a 2 società cartiere che attraverso un ulteriore passaggio senza alcuna valida ragione economica trasferivano gli stessi spazi ad altre aziende italiane. La creazione di più passaggi permetteva di fatto di omettere il versamento dell'IVA all'erario per un valore stimato di circa 2 milioni di euro a fronte dell'emissione di fatture inesistenti per oltre 5 milioni di euro. A conclusione dell'indagine, la Guardia di Finanza ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni per circa 2 milioni di euro. I furbetti dei rifiuti sono sempre in azione, succede anche a Brendola, dove però il responsabile è stato rintracciato.
Brendola, rifiuti di diversa natura e potenzialmente nocivi abbandonati in zona Pineta, individuati però i responsabili. La Polizia Locale dei Castelli, grazie alla collaborazione di volontari dell'associazione Italcaccia, ispezionando attentamente il contenuto di quanto abbandonato, è riuscita, attraverso il rinvenimento di alcuni scontrini elettronici, a risalire ad una cooperativa attiva nei servizi di pulizia civile ed industriale con sede a Vicenza. L'abbandono illegale di rifiuti sarebbe derivante proprio da un lavoro di pulizia con sgombero eseguito, a quanto riscontrato, proprio dal personale della ditta. Il titolare dell'impresa è stato pertanto multato di 500 euro per l'abbandono e di altri 3.000 euro in quanto il trasporto dei rifiuti stessi era privo della necessaria documentazione. A carico dell'imprenditore anche il costo della rimozione e smaltimento dei rifiuti. Chiudiamo questa pagina della cronaca con una rapina avvenuta a Monastiere. Aggrediti, picchiati e minacciati con un coltello a Serramanico, scaraventati a terra. Uno dei due colpito con calcio alla testa. 2 ragazzi di 17 e 18 anni della provincia di Venezia hanno subito una rapina nella notte tra sabato e domenica all'esterno di un locale a Monastiere di Treviso. Avvicinati da un gruppo di giovani, tra i quali un 20enne bellunese di origini nordafricane già noto alle forze dell'ordine, poi arrestato in flagranza, al quale terrorizzati hanno consegnato i loro portafogli. Ancora sotto shock hanno allertato i carabinieri. Poco distante, pochi minuti dopo, abbiamo sorpreso nascondersi dietro una siepe e tentava di eludere il controllo coprendosi il volto con il cappuccio della felpa tra l'altro poco prima rapinata ad uno dei ragazzi. Una volta rintracciato hanno scoperto all'interno della borsa che teneva con sé un vero e proprio bottino, un orecchino con brillantini di un ragazzo di Silea, un cellulare di un 18enne di Treviso, un orologio, una catenina. La perquisizione consentiva di rinvenire diversa area furtiva, oggetto di rapina e furti consumati nella notte ai danni di alcuni soggetti che già erano al corrente di essere rimasti vittime appunto delle appropriazioni e altri che non sapevano nemmeno di aver subito appunto il furto nel corso della serata. Il giovane in carcere è stato arrestato per furto e rapina a mano armata. Intanto le indagini dei militari dell'Arma si concentrano per accertare la presenza e le eventuali responsabilità di complici e risalire ai proprietari per restituire la refurtiva ritrovata. Chiudiamo questa nostra edizione del Focus TG con i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Sono dati decisamente interessanti perché ci dicono che sono stati riscontrati 363 nuovi positivi con i tamponi di ieri, sono 10.136 i casi attualmente positivi in Veneto. È un dato molto importante perché è in continuo calo anche questo, presumibilmente fra oggi e domani scenderemo anche sotto quota 10.000 e questa è davvero una prospettiva molto interessante. Sono 470.839 le persone positive dall'inizio dell'emergenza coronavirus, purtroppo sono 11.780 i morti dall'inizio dell'emergenza. Poi scendiamo nella seconda parte della tabella che è altrettanto importante perché ci fa capire come la sanità sta reggendo l'urto di questa fase del coronavirus. Sono 54 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 43 positive, 11 che si sono negativizzate. Sono 199 i ricoverati in area non critica, di cui 152 positivi, 47 che si sono negativizzati. Vediamo la differenza rispetto a ieri. Sono 16 in meno, un bilancio negativo di 16 unità per quanto concerne l'area non critica, un bilancio negativo di 3 unità per quanto concerne invece la terapia intensiva. E questi sono dati davvero importanti, in calo ormai continuo, stabile. Vedremo fin dove si potrà arrivare. Purtroppo sono da segnalare anche 2 decessi. Ultima carrellata, vediamo con i vaccini. In Veneto la campagna vaccinale, 12.000 dosi somministrate ieri, di cui 4.200 prime dosi, 6.100 cicli completati, 1.691 addizionali o cosiddetti booster, la famosa terza dose. Il Veneto ha somministrato l'86%, 86,7% delle dosi a disposizione e il 74,3% della popolazione ha una dose, il 70,4% della popolazione ha il ciclo completo, il 74,7% o ha una dose o si è prenotato e lo 0,3% ha la terza
dose, il cosiddetto booster. Questi sono i dati dell'emergenza coronavirus, dati che possono far ben pensare per l'immediato futuro. Per quello che succede invece oggi in Veneto, vi invitiamo a seguire il TG Bassano di stasera e il TG Vicenza. Ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di raccontarvi questa giornata post-elettorale in Veneto. A voi auguriamo un buon pomeriggio e vi diamo appuntamento a questa sera.